Ben ritrovati gentili amici e amiche all'ascolto, riepilogo domenicale per quanto riguarda le notizie accadute in Friuli, Venezia e Giulia nelle ultime 24 ore e dunque partiamo chiaramente dall'emergenza Covid-19. Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha firmato la nuova ordinanza, l'11ª, che a partire dalla mezzanotte di oggi e fino al 3 maggio prossimo andrà a integrare quella attualmente in vigore. L'ordinanza introduce misure che allenteranno alcune delle restrizioni precedentemente in essere. Agli esercizi commerciali verrà consentita la possibilità di effettuare il servizio take away, ma con ordinanza da remoto. Saranno permesse inoltre le prestazioni di carattere artigianale per la manutenzione di imbarcazioni da diporto. Via libera anche le attività motorie individuali nel comune di residenza, senza l'obbligo di mantenersi entro i 500 metri dal proprio domicilio. A partire dal 27 aprile sarà inoltre possibile effettuare, direttamente o avvalendosi dell'opera di artigiani, interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni da diporto o l'ormeggio e attività di sistemazione delle darsene. Vi ricordiamo inoltre che nella nostra pagina Facebook, Friuli TV, troverete nel dettaglio l'ordinanza emessa oggi dal Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. I casi accertati positivi al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 2.917, con un incremento di 14 unità rispetto a ieri. I totalmente guariti sono 1.257, mentre i clinicamente guariti, persone senza più sintomi ma non ancora negative al tampone, 148. Si registra un decesso in più rispetto alla comunicazione di ieri, che porta a 264 il numero complessivo di morti da Covid-19 in Friuli Venezia Giulia. L'ha comunicato il vicegovernatore Riccardo Riccardi dalla sede operativa della Protezione Civile di Palmanova. Per quanto riguarda i decessi, è ancora quello di Trieste il territorio più colpito, con 136 casi, Udine 67, Pordenone 57 e Gorizia 4. Relativamente ai casi positivi, l'area triestina registra 1.181 infettati, Udine 938, Pordenone 621, Gorizia 175. A questi si sommano 2 persone non residenti in regione. Sono 13 i pazienti che attualmente si trovano in terapia intensiva, mentre i ricoverati in altri reparti risultano essere 129 e le persone in isolamento domiciliare 1.106. I cittadini del Friuli Venezia Giulia in questo periodo di emergenza hanno dimostrato grande senso civico. Adesso dobbiamo proseguire con lo stesso comportamento affinché nella prossima fase 2 vengano osservate con uguale attenzione le nuove disposizioni che regoleranno la nostra quotidianità. Non dobbiamo infatti pensare che il contagio sia sconfitto. Ci aspetta il necessario ritorno verso una vita normale, ma questa deve essere consapevole di una convivenza con un virus che continua ad esserci fino a quando la scienza non avrà trovato il modo per sconfiggerlo definitivamente. Lo ha detto oggi il vice governatore del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, a margine del comitato operativo con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Le forze dell'ordine hanno effettuato sabato in Friuli Venezia Giulia 2.735 controlli a persone, sanzionandone 153 e denunciandone 5, ma non per reati legati alla prescrizione del decreto ministeriale. Si tratta di un numero molto alto, in considerazione anche di un minor numero di persone controllate rispetto ai giorni precedenti. Un numero, inoltre, che inverte la tendenza al calo delle sanzioni manifestatasi proprio nel corso dei controlli degli ultimi giorni. Sono stati inoltre controllati 405 attività ed esercizi commerciali, 5 titolari sono stati sanzionati, un esercizio commerciale addirittura è stato chiuso. Con questa notizia chiudiamo qui la pagina informativa odierna. Vi diamo appuntamento come sempre a domani, lunedì, per la prima edizione intorno alle 15 e poi verso mezzanotte per il riepilogo della giornata. Grazie e alla prossima.